Dottor Alfredo Fabrocini, a capo della squadra mobile di Cagliari, qui nella questura, a un anno solare di attività. Quanti risultati avete ottenuto, dottore? Parlavamo in anteprima di sequestri di droga, altrettanti arresti appunto a carico degli spacciatori, ma poi ci sono altre vicende che hanno segnato Cagliari in quest'anno esatto. Le vicende sono state moltissime e forte è stata la risposta della squadra mobile di Cagliari. Ma la cosa che vorrei evidenziare in questi pochi minuti è la quotidianità del lavoro e dei risultati che hanno ottenuto i ragazzi della squadra mobile. Non c'è stato giorno in cui non sono riusciti in qualche modo a portare un risultato, non c'è stata notte in cui non siano in qualche modo riusciti a rendere più sicura la città. Nulla dies sine linea, dicevano i latini, ed è stato per quest'anno il motto della squadra mobile di Cagliari. Ogni giorno che Dio ha mandato sulla terra, noi siamo riusciti a portare qualche risultato a casa. E in questo frangente di tempo sono state proprio numerose le operazioni, soprattutto in riferimento ai sequestri di droga, tanti chili di marijuana, hashish, cocaina, e poi ancora avete arrestato diverse bande che rapinavano le ville e naturalmente usavano violenza nei confronti delle loro vittime. E in ultima analisi anche la situazione dei migranti, reati predatori, anche degli algerini, e poi l'intervento anche costante dei vostri colleghi del reparto Falchi, che in qualche maniera hanno contrastato questa criminalità diffusa. Nelle sue parole si ricordano tanti aspetti differenti, che sono un po' la caratteristica del mio ufficio in quest'anno. La squadra mobile è stata tautologicamente estremamente mobile in quest'anno, perché si è riuscita in qualche modo ad adattare alle criticità che di volta in volta venivano rappresentate. Il traffico di droga è chiaramente una costante, soprattutto cercare di liberare determinati quartieri da questo spaccio di droga è stato per noi una priorità, ma quando si è reso necessario arginare il fenomeno dei reati predatori commessi dai migranti o arrestare le pericolose bande che rapinavano nelle ville, è stato facile rimodulare l'impiego del personale per ottenere questi risultati. E poi naturalmente anche il tifo sportivo violento, aver individuato in poche ore la persona che aveva lanciato un petardo e che poi è esploso nelle mani appunto di un addetto lì a bordo campo. Questo è stato un episodio che di fatto ha rappresentato proprio una scure contro il tifo violento. È stato un momento importante per noi, investigativamente importante anche perché ha visto l'applicazione di un metodo investigativo che proprio la squadra mobile anche ad altri settori di questa questura. In quel giorno non è stata soltanto la squadra mobile a operare, ma è stata la DIGOS e anche la scientifica. L'unione dei tre elementi, dei tre uffici, l'applicazione anche tecnologica di determinate attività come il trasmettere le immagini, frame sui cellulari di tutti perché potessero individuarlo, la caparbietà del personale ci ha permesso di chiudere immediatamente quella storia che altrimenti sarebbe diventata oltraggiosa per la città e per i tifosi veri del Cagliari. Lei ha parlato di cittadini che in qualche maniera dei quartieri anche più pericolosi, Smirione, San Michele, Sant'Elia, hanno un po' rotto il muro del silenzio, ecco. Quindi anche la collaborazione di certi cittadini da premiare a questo punto che hanno permesso di individuare elementi pericolosi, spacciatori o anche rapinatori piuttosto che naturalmente che sono macchiati di altri delitti. Guardi, quello è uno degli aspetti più importanti e più belli della mia esperienza cagliaritana. Il fatto di aver trovato una città già pronta, già con gli anticorpi. Come ho detto in premessa, io non volevo lavorare con il tifo dei cittadini, ma io volevo che i cittadini lavorassero con noi, giocassero nella nostra squadra. Qualche giorno fa ho sentito il mio futuro direttore che mi chiedeva se dopo l'ennesima esperienza fuori ero stanco di lavorare al sud Italia. Mi so permettere di dire che Cagliari non è Sud Italia, dal punto di vista criminale, qui siamo a un livello culturale pari a quello del Nord Europa. Alle sue spalle, non a caso, un bellissimo regalo che i suoi colleghi qua della squadra mobile di Cagliari gli hanno fatto. Cosa lascerà anche l'impegno dei suoi ragazzi, dei suoi colleghi a questo punto in questa esperienza qua a Cagliari? Un anno trascorso a Cagliari con loro. A loro non bisogna dirgli nulla, a loro bisogna soltanto lasciarli fare, dargli fiducia e aspettare che tornino la sera con i risultati. Per me è stato facile, non ho dovuto fare nulla se non io sì fare il tifo per loro.
Un'ultima domanda, dottore, poi concludiamo perché tra pochi giorni lei lascerà appunto la questura, la squadra mobile di Cagliari. Che augurio può dare al suo futuro collega che appunto sarà qui alla guida della mobile? Di fermarsi più a lungo. L'unica cosa che a me dispiace realmente di questa esperienza è di essere stato solo un anno. Gli auguro di innamorarsi come me della città di Cagliari, del personale della questura e di fermarsi un po' di più per godersi questo che per me è un posto meraviglioso. Grazie dottore e buon lavoro.